Desidero adesso rivolgermi a chi dovrà gestire il personale, sia operativo, in line, che in ambiti manageriali, in staff, citando alcuni aspetti utili per migliorare e far emergere le migliori nostre riserve interiori. Per gestire bene non servono solo conoscenze, tecniche ed economiche, ma anche più valori interiori e legati all'intelligenza emotiva e umanistica. Mi raccomando, puntate sulla vostra personale unicità, o meglio, sviluppate appieno le vostre potenzialità, rinunciando a ogni elemento comparativo con altri. Ciò indurrebbe in voi l'invidia che solitamente fa implodere e crea negatività nelle persone. Evitate inoltre di mettervi dentro delle gabbie, rimanendo dialoganti con tutti, in particolare ogni vostro collaboratore, che è il bene più prezioso, ma tutelando la vostra libertà di pensiero e azione, nonché il valore della vostra personale dignità. Ho citato il valore della libertà, ma nel vostro cammino personale e professionale dovete sviluppare una sempre maggiore attenzione per guardare bene e analizzare tutti i particolari, nonché i segni che fanno parte di un filo invisibile che ci aiuta a trovare le migliori direzioni, anche manageriali. Spesso, soprattutto se non abbiamo una lucida chiarezza degli obiettivi, tendiamo ad aggiungere troppe idee, progetti e dati. Ricordiamoci sempre che molte informazioni, o se preferite molti obiettivi, equivalgono a nessuna informazione. Quindi lo sforzo deve essere non quello di aggiungere, ma quello di togliere, di semplificare, con il coraggio di selezionare valori e obiettivi che contano per elevarci verso conoscenze più ampie, strategiche, direi sottili. D'altronde i pellegrini, lungo un cammino, quando stanno per arrivare alla meta, ma la fatica aumenta, cercano di liberarsi dei pesi inutili, per essere più leggeri, sottili, in sapienza, conservando solo ciò che serve per raggiungere in armonia l'obiettivo. Quello che cito era già importante, ma ora, dopo il coronavirus, diventerà essenziale. E cosa sarà essenziale, soprattutto dopo il coronavirus? Sarà essenziale diventare a volte eremiti a tempo. Significa che anche a livello manageriale non possiamo vivere sempre con l'agenda piena, in ogni momento, con il telefonino multimediale che ci impegna ogni attimo. Parlare con una persona senza guardarla negli occhi, continuando a lavorare con il computer o il telefono, è un metodo manageriale e anche uno stile etico ormai inopportuno. Occorre, come un eremita, ricavarci degli spazi, solo nostri, durante la giornata o in periodi limitati, per rifassare le nostre energie e consentirci di sublimare le esperienze fatte e attivare un'analisi critica per decisioni più lucide. Un ultimo consiglio è digiunare, o se preferite, acquisire più armonia e maggiore cura alimentare. Bisogna evitare tutti gli eccessi, l'alimentazione troppo elaborata e cercare di mangiare lentamente. Peraltro, le tradizioni religiose che prescrivono il digiuno almeno una volta alla settimana indicano non soltanto una prospettiva spirituale, ma soprattutto una migliore armonia fra corpo, ambiente e interiorità.
Quelli indicati sono piccoli consigli e nella diapositiva cito su questi temi il mio libro Il labirinto, viaggio al centro di noi. Valori e metodi qui illustrati dovrebbero essere consigliati al personale impegnato nelle attività turistiche come elementi importanti per accogliere gli ospiti sempre con grande qualità sia materiale che immateriale. Stiamo concludendo il corso e vorrei dedicare questa diapositiva al valore della semplicità come elemento essenziale anche delle future strategie manageriali e turistiche. Dobbiamo darci obiettivi sempre misurati alle nostre reali possibilità, mai andando oltre le effettive potenzialità. Bene auspicare più creatività e capacità di sognare anche con speranza, ma in modo concreto, cercando di far emergere le nostre riserve interiori e direi anche perimetrando i nostri sogni al contesto del reale possibile. Bisogna anche avere una strategia più verticale, cercando la sintesi più che pensieri ampi in orizzontale e troppo eterogenei. Questo ci aiuta a comprendere bene e meglio i problemi di cui ci occupiamo e anche a misurare con maggiore correttezza i fenomeni per poi saper meglio decidere. Pur concordando sulla capacità di saper ascoltare e anche con pazienza, alla fine bisogna saper decidere, perché spesso gli errori più gravi si compiono quando si ritarda l'azione operativa. Ciò è vero negli aspetti manageriali e anche nella vita personale. Spesso in questo corso ho evidenziato il valore di comunicare, da considerare come una vera e propria materia prima, insieme alla chiarezza nel presentare le proprie idee. Con le immagini artistiche citate a destra nella diapositiva e correlate alle opere di Raffaello e Giotto, descrivo i valori di dolcezza e armonia come nodali per coloro che lavorano nei servizi a contatto con gli ospiti turisti, al fine di migliorare la nostra possibile empatia. Concludo questa sezione tematica con il concetto di lusso nel turismo che peraltro ho già accennato. Nel prossimo periodo si dovrà andare ben oltre il valore estetico, cercando un'eleganza sobria, mai ostentata. Tali indicazioni, seppur quasi filosofiche, sono utili per definire le scelte all'interno delle strutture turistiche di lusso e dei luoghi che vorrebbero avere più clienti con propensione alla spesa medio-alta e anche una maggiore presenza media come numero di pernottamenti al fine di raggiungere risultati sempre migliori.